Allora siamo a Porto Torres, fra poco inizierà la partita tra il Porto Torres e il Tuttavista. Come potete vedere, insomma, impressione, vediamo le partite riguardo la promozione Girone B. La Basanta ha giocato sabato, Basanta Marcomerese ha vinto la Marcomerese, Alghero Usinese hanno pareggiato, poi ci sono tutte le altre partite: Bonorva 1960, l'Antiri Sansari, Coghinas Calcio Stintino, Norese Siniscola Montalbo, Porto Torres Tuttavista come vi ho già detto, poi c'è Posada Ovorda, poi c'è Santa Giusta Logosanto e poi c'è Sennuri Funni Calcio. Adesso le squadre stanno entrando in campo. Qua le squadre stanno entrando in campo. Andiamo a zoomare. Le squadre che entrano in campo, fra poco inizierà la partita tra il Porto Torres e Tuttavista a Galtellini. Ancora c'è questa musica, sicuramente Facebook non gli piacerà e magari la toglie. Ecco qua che la musica non c'è più, che non ci disturba più. C'è qui. Cominciamo anche a registrare sulla camera. Dopo che inizierà la partita, stiamo aspettando che arrivi l'arbitro con gli assistenti. Eccoli che stanno arrivando, eccolici qua. Fra poco si inizia. Eccoci qui, le squadre vanno al centrocampo. Il classico saluto tra giocatori e arbitro. Ma quello lo salutiamo. Eccoci qua. Già. Palucce. Qua. Classico saluto tra le squadre.
formazione del Porto Torres. Per la forte diritto. Ecco che si inizia, diciamo, con scatti già in azione. È iniziata la partita, 22 secondi, da 22 secondi è iniziata la partita. Speriamo che la linea questa volta ci assista, sembra che sia buona. Porto Torres in maglia bianca. Con il Porto Torres possesso di palla al centro. Rimessa per tutta vista Caltellì. Palla al portiere del tutta vista. Vista il possesso di palla, nulla di fatto per giovane Cadau. Rimessa ancora per il tutta vista. Si vede YouTube? Ah? YouTube si vede. Si vede. Dilli che cerchi Giovanni Maria Piras. Una rimessa per il Porto Torres. Ricordo Porto Torres in maglia bianca, tutta vista rossa, potete vedere anche dalla sovraimpressioni dove c'è il risultato, il tempo, lo sfondo dove c'è il nome della squadra, lo sfondo per il Porto Torres bianco, per il tutta vista rosso. Rimessa per il Porto Torres. Tre minuti dall'inizio, palla fuori, ha toccato per ultimo il giocatore del Porto Torres, però perciò rimessa. Anzi era fuori gioco forse, eccolo qua.
rimessa, ma il giocatore del Porto Torres era in fuorigioco quando Porto Torres in classifica a 20 punti, in tutta vista 24. Rimessa per tutta vista. Rimessa per il Porto Torres. C'è la rimessa per il Porto Torres. Palla in possesso, tutta vista che cerca il contropiede. Anche questo giocatore mi sembra che era in fuorigioco e così è, anche se poi ha fallito comunque. Palla il portiere Salvatore Rugno. Ecco il risultato, siamo a 7 minuti dall'inizio, 0-0. Giocatore a terra, un giocatore del Porto Torres a terra. Vediamo che cosa c'è rimesso forse. Cadau chiedeva rigore per atterramento, l'arbitro non è dallo stesso avviso. Comunque azione pericolosa da parte del Tuttavista che si è trovato sotto porta dell'avversario. Sempre palla al portiere Ruio che rilancia subito, cercare il giocatore
No, non è riuscito Giovanni Cadao a dare forza al tiro. Comunque è il Tuttavista che per 2 volte è andato sull'area del Tuttavista, del Porto Torres, anche se non c'è nessuna parata da parte dei portieri. Che Tuttavista si difende molto bene. Dieci minuti sono trascorsi dall'inizio, risultato 0-0. Rimessa per il Tuttavista. Uscito il frasseggio tra i 2 giocatori del Tuttavista. Simone Mameli giù, però palla è rimasta al Tuttavista. Sempre pericoloso Giovanni Cadao. Rimessa per il Tuttavista. Guarda la pallina qua. Il portiere non può prendere il pallone con le mani perché è stata passata dal proprio giocatore. Punizione per Tuttavista Gautellì. No, non so se l'ha data, non lo so. Per terra mi sembrava che avesse dato la punizione, invece no. C'è un giocatore nel Porto Torres, numero 2. Il numero 2 è uscito fuori perché ha dato la punizione con la prima. Andalo
calcio d'angolo per tutta vista. Caltellì. Nulla di fatto, palla fuori, rimessa per il Porto Torres. Non capisco cosa sia successo là, non so se il portiere forse si è fatto male. Rimessa per il Porto Torres. Rimessa dal fondo per il tutta vista. Il pallone al portiere Salvatore Ruiu. (16 minuti sono trascorsi, 0-0 risultato, ancora risultato bloccato solo 0-0. Punizione per il Porto Torres. C'è la terza volta i giocatori del Porto Torres si fanno male, non so da cosa possa dipendere. Non mi sembra che ci siano responsabilità dall'avversario, forse solo in questo caso, dato l'arbitro che ha dato la punizione. Punizione per il Porto Torres. Questo microfono si sentono anche i respiri. Nulla di fatto, palla alta. Rimessa da parte di Salvatore Ruiu, che farà un lancio lungo che oltrepasserà il centrocampo. Infatti così è.
palla fuori, sarà calcio d'angolo per il Porto Torres. Ancora calcio d'angolo, secondo calcio d'angolo consecutivo per il Porto Torres. 20 minuti sono trascorsi, il risultato 0-0. Ancora calcio d'angolo, il terzo consecutivo per il Porto Torres. Questa volta mi sembrava il contrario, che fosse stato un giocatore del Porto Torres che aveva toccato per ultimo, invece questo non è. Nulla di fatto, palla alta. Ancora sempre Ruiu, da vista cerca di impostare, ancora punizione contro? Sì. Ancora una punizione per il Porto Torres. Rimessa, questa volta non è calcio d'angolo, è stato il giocatore del Porto Torres a toccare per ultimo il pallone. Ancora Ruiu. Messa di palo di Giovanni Cadau, un palo sfortunato completamente perché bastavano pochi centimetri e gonfiava la rete. Rimessa per il Porto Torres, è stata fortunata. Porto Torres fortunato il tuttavista, era una bella azione che si meritava il gol. Sfortunato Giovanni Cadau che ha preso il palo.
portiere del tutta vista. Il maestro è sempre, a quanto mi sembra, sempre Giovanni Cadavo, che ha toccato per ultimo. Giovanni Cadavo si sta trovando nei piedi palle buone, purtroppo un po' la sfortuna, un po' così, un po' cosà, non è riuscito ancora a realizzare quello che gli è capitato fino adesso. Un altro calcio d'angolo, sì, un altro calcio d'angolo per il palla al centro. Peccato che Giovanni Cadavo sia troppo solo all'attacco, nessuno li appoggia. Ne vorrebbe un altro giocatore a fianco per Giovanni Cadavo, non può fare miracoli da solo. Ancora Giovanni Cadavo c'ha la possibilità, negata dai giocatori del palla fuori, comunque rimessa per il tutta vista Galtellì. Trascorsi 26 minuti dall'inizio. Nulla di fatto. Non ci devo guardare il monitor, non mi rendo conto manco dell'azione perché il monitor è piccolo, prendermi conto dell'azione devo guardare il campo. Rimessa per tutta la vista Galtellì. Al centro, fallo per il giocatore di tutta vista. Rimessa per tutta vista Galtellì. Rimessa adesso per il Porto Torres.
29 minuti, 0-0 risultato. Rimessa per in tutta vista. Fatto fallo il giocatore di tutta vista. Tentato il tiro il giocatore del Porto Torres, il numero 9, il centravanti del Porto Torres, però non è riuscito a centrare lo specchio della porta. Ancora rimessa per il tutta vista. Ancora Furia, ancora rimessa. Ancora fallo. L'arbitro è molto esigente. Per adesso ha arbitrato benissimo. Purtroppo fare l'arbitro è un mestiere difficile, deve decidere in pochi secondi, troppo pochi secondi per decidere, è molto facile sbagliare. Punizione contro al Porto Torres, è stato il giocatore del Porto Torres a fare il fallo. Rischiato un po' il giocatore, il difensore con questa acrobazia. Ripallo non ha favorito il giocatore del tutta vista. Palla in fondo, purtroppo oltre a Giovanni Cadao che si trovava nel senso opposto, nella parte opposta, non c'era nessuno. Con sempre il solito Giovanni Cadao che da solo non può fare miracoli, purtroppo.
Sembra di vedere in Giovanni Cadao che c'è qualche problema. Giovanni Cadao esce dal campo. Vediamo che cos'è. Sembra che vada diretto verso le spogliatoie. Giovanni Cadao nello scatto ha avuto uno stiramento sicuramente. Già cambiato Giovanni Cadao. Peccato perché era l'unico che si è reso pericoloso fino adesso. Del portatore ancora non abbiamo visto niente. Se dovevi dare un voto lo darei a tutta vista, che ha fatto di più. Peccato. ...37 minuti dall'inizio, 0-0 il risultato, come potete vedere anche nei titoli. Bravo Simone Mameli, che da attaccante in questo caso sta facendo il difensore. Rimessa per il tutta vista Caltellì. Peccato, ha fatto un bel dribbling il giocatore del tutta vista, però la palla poi è andata in possesso dell'avversario.
rimessa per il Porto Torres. Ancora rimessa laterale per il Porto Torres. E ammonizione per aver trattenuto il giocatore che da solo si portava all'attacco. Il primo ammonito il giocatore del Porto Torres. Si incarica del tiro Giovanni Piras. Nulla di fatto. Quarantunesimo, quasi finito il primo tempo. Risultato bloccato solo 0-0. Calcio d'angolo ancora. Sicuramente il Porto Torres vince per i calci d'angolo. Anzi, che cosa dico? Niente, mi sembrava con la bandierina che dicesse che c'è forse il calcio d'angolo, invece no, c'è la rimessa. Ricordate che io lo vedo in un monitor piccolo, certe volte non mi rendo conto. Bravo il giocatore a dare il pallone all'indietro e bravo il portiere a evitare il calcio d'angolo. Peccato, non è riuscito il passaggio di Baratelli. Palla fuori. Rimessa sempre per il tutta vista Caltellì. Si dovrebbe dare i punti, sicuramente vincerebbe il tutta vista per come sta giocando. Quello che contano sono i gol. Per adesso sono in parità e sul vantaggio di nessuna delle due.
bravo, bravissimo, bravissimo il portiere Salvatore Ruio, ha salvato il risultato. Ha salvato il risultato mandando il pallone in calcio d'angolo. Questa volta Salvatore Ruio si è superato, veramente una bellissima parata che si merita l'applauso. La prima volta comunque che il Porto Torres ha fatto un'azione veramente bellissima. Il tiro in porta, il primo tiro in porta del Porto Torres ha salvato il risultato. Il portiere del Tuttavista Salvatore Ruio, area molto affollata. Vediamo che cosa si tratta. Calcio d'angolo. Ricordo sempre, Tuttavista si è salvata sempre in calcio d'angolo, infatti i calci d'angolo battuti dal Porto Torres sono tanti. Fuori gioco, mi è sembrato di capire fuori gioco. È già trascorso il primo tempo, siamo a 46. Calcia Salvatore Ruio, vediamo dove arriva il pallone. È finita. Stop. Reset. No. Le squadre tornano negli spogliatoi col risultato di 0-0. Molto bravo in questo caso il portiere Ruio che ha salvato il risultato con l'unico tiro del Porto Torres. Questa c'è la musica. Ecco, questi sono i risultati della promozione. Il Bonova vince sull'Alteri Sassari 3-0, il Coghina sta vincendo in casa con lo Stentino, l'Anurese sta pareggiando con lo Siniscola Montalbo, il Porto Torres naturalmente col Tuttavista, questa è la partita che stiamo dando in diretta, il Posada 0-0, Santa Giusta 0, Loco Santo sta vincendo, il Sennuri sta vincendo sul Forni. Vediamo anche la classifica, come possiamo vedere la classifica. Porto Torres 21, Tuttavista 25, l'Usinese sempre al comando a pari punti con la Nuorese, poi c'è l'Alghero a un punto, Macomerese 43, Sennuri 36 e così via. Coghinese 35, Siniscola Montalvo 32, l'Alteri Sassari 30, Bonorva 1960 29, Tuttavista 25, Loco Santo 24, Santa Giusta Calcio 24, Stentino 23, Posada 23, Ovoda 23, Porto Torres 21, Furni 20. Il Porto Torres in questo momento si ritrova al penultimo posto. Adesso togliamo l'audio, tanto poi ce lo toglierà,
togliere a Facebook perché per i diritti d'autore non gli va bene questa musica. Togliamo l'audio, ritorniamo fra un quarto d'ora.
si rientra per il secondo tempo. L'abbiamo detto dall'inizio. Aspettiamo il fischio dell'arbitro. E faremo partire il cronometro. Aspettiamo il fischio dell'arbitro. Eccoci qui. Partita iniziata. Palla al portiere Ruiu. Rimessa per tutta questa Caltellì. Palla fuori, rimessa per il Porto Torres. Ricordo il risultato 0-0. Rimessa per il Porto Torres. Rimessa ancora per il Porto Torres. Dai, dai! Palla fuori, altissima. Salvatore Luio alla battuta. Un altro calcio d'angolo.
rimessa dal fondo, Salvatore Riu alla battuta nuovamente. Punizione. Punizione per il Porto Torres. Palla fuori, rimessa dal fondo per il tutta vista Galtellì. Ci penserà Salvatore Ruio a fare la battuta. Salvatore Ruio alla battuta. Non sto inquadrando lui naturalmente, perché così vedo anche il giocatore dove arriva la palla. Rimessa per il tutta vista. Su. Tifosi del Porto Torres contestano questa decisione dell'arbitro, pensando che il giocatore non fosse fuori gioco. Batte il portiere della non è riuscito ad agganciare il pallone, il giocatore tutta vista. Riesce a recuperare il difensore del tutta vista. Una situazione ingarbugliata. Ancora sempre all'attacco solo un giocatore, troppo solo. Purtroppo, come lo era Giovanni Cadao, da solo anche il sostituto. Purtroppo tutta vista non si può molto sbilanciare, poi sa anche difendersi. Un altro fuorigioco, un altro calcio d'angolo. Un altro calcio d'angolo a favore del Porto Torres. L'ennesimo calcio d'angolo. Comunque tutta vista si difende fino adesso molto bene, a parte il tiro finale salvato dal portiere,
oltretutto quello non è che sia visto granché di questo Porto Torres. Altro giocatore a terra, mi sembrano molto delicati questi giocatori del Porto Torres. Portiere Ruio alla battuta come sempre. Un altro giocatore a terra. Dieci minuti sono trascorsi, risultato ancora bloccato, solo 0-0 tra Porto Torres e Tuttavista Galtellì. Punizione per il Tuttavista. Tutto bene? Punizione questa volta per il Tuttavista. Un giocatore di Tuttavista a terra. Minuti sono trascorsi, risultato 0-0. Di fatto palla proprio sul portiere, facilissima la presa. Tuttavista non ha saputo approfittare di questa punizione. La punizione, stavolta sono i giocatori delle Tuttavista che subiscono le conseguenze. Ora Salvatore Ruio alla battuta. Non ha saputo, non è agganciato. Da lui! Azuati Rocche!
Basta davanti. Cambio in tutta vista. Scusa, chi è che sta entrando? Solinas? Sarà un altro cambio oltre Solinas, un altro giocatore giovanissimi. Sotto lui aspetta di battere sul pallone nell'aria, il centrocampo, palla ancora fuori, vediamo chi è l'ultimo che l'ha toccata, il giocatore del Porto Torres, rimessa per il giocatore del tutta vista. Ah, che peccato, un tiraccio di Piras, troppa fretta, c'è stata troppa fretta nell'eseguire il tiro. Adesso il cambio, anche nel filo del Porto Torres. Trascorsi 17 minuti, ancora 0-0. Portiere, tutta vista, portiere della Porto Torres battuto. Bravo. Non le ha dato rigore. L'arbitro non ha dato rigore, per me mi è sembrato non so cosa stia dando, forse la punizione, dando la punizione, però fallo
ha ammonito anche il giocatore, poi non lo so, il fallo era dentro l'area. Potete guardarlo, riguardarlo. Questo secondo me è un rigore netto, così mi è sembrato a me, però l'arbitro era 2 passi, sicuramente l'arbitro vede più di noi. Rosso mi è sembrato per l'allenatore, per un giocatore forse. No, sì, però per un giocatore mi sembra. Io ho visto l'arbitro. Ma è rigore, era? Punizione fuori dall'area, questa non, sicuramente punizione in una buona posizione per il tuttapista, vediamo se saprà sfruttare al dovere questa punizione data. Mi sembra Piras che si sta incaricando. Alto il tiro di Piras, non ha saputo approfittare Piras nell'occasione. Comunque questa, secondo il sottoscritto, deve essere un rigore perché il fallo è stato commesso dentro l'area. Ripeto, sempre l'arbitro sta a 2 passi, sicuramente vede meglio di me e tutti gli altri. Io ho detto solo a me è sembrato, basta. Tranquillo! Passati 22 minuti dall'inizio del secondo tempo, punizione per il Porto Torres. Punizione quasi dal centrocampo. Palla respinta dalla difesa, rimessa per il Porto Torres.
Torres è nato in vantaggio. È entrato in vantaggio Porto Torres. Porto Torres è 1, tutta vista 0. Siamo passati dal rigore non dato al tutta vista al gol subito. Cambia il portatore, si cambia il centravanti, il numero 9 il numero 13. Al 24esimo il portatore che ha intanto il vantaggio 1-0. Un'altra proiezione un po' più lontano dalla prima. Speriamo che questa volta sia stata più fortunata. Siamo in attesa perché il portatore sta facendo una sostituzione. Sta uscendo il numero 11. Calcio d'angolo, stavolta per il tutta vista. (28 minuti) tempo. Out.
segnato il tutta vista Galtelli, questa volta il risultato è ritornato in pareggio. Uno a uno. Tutta vista ha portato in parità di nuovo il risultato 1 a 1. Rimessa per il Porto Torres. Torello sempre la battuta. Buttato di proposito il pallone per ridarlo forse per dare in modo. Non ho capito perché, adesso gli verrà restituito. Troppo l'attaccante del tutta vista è troppo solo, vedi, infatti poi riprendono il pallone, ecco, anche in punizione. Secondo me il tutta vista dovrebbe giocare con un altro attaccante a fianco, 2 attaccanti, non solo uno fa quello che può, ma più di così non può. Troppo isolato l'attaccante del tutta vista. Un bel tunnel. No, neanche batti.
Non c'è un'azione. Questo microfono è un po' troppo sensibile, si sentono anche le voci dei tifosi che nonostante sono 10 metri lontano. Troppo solo, troppo lungo anche il passaggio e nulla di fatto. Sarà rimessa da parte del portiere della Porto Torres. Rimesso da fondo, l'ultimo giocatore è stato quello del Porto Torres, perciò rimesso dal fondo batte il portiere Torreruiu. Punizione. Giallo! Terra numero 7 Meloni, mi è sembrato di capire, sì, numero 7 Meloni. Palla fuori, rimessa dal fondo per la tutta vista.
Baratelli non ha saputo approfittare, era un po' difficile però. Bravo Scala! 39 minuti del secondo tempo, risultato solo 1-1 dopo essere al secondo tempo essere passati in vantaggio al Portatore. Subito dopo, pochi minuti, ha pareggiato tutta vista Galtellini, ha rimesso le cose a posto. Quarantesimo del secondo tempo, 1-1, rimessa per il Porto Torres. Quarantunesimo, 4 minuti alla fine del tempo regolare. Palla pericolosa fuori di poco, è stato il portiere a mandarla fuori. Calcio d'angolo. Che i giochi ce l'hanno con l'arbitro, anzi stanno contestando qualcosa. State calmi, state calmi. Salvatore Ruglio batte. No, non aggancia il numero 14. Calcio d'angolo per il tutta questa Galtellini. Quarantatreesimo, quasi 44esimo, risultato 1-1. Si carica del tiro Piras.
tutta vista Galtellì in gol, tutta vista Galtellì in gol, 2-1, anzi 1-2. Insomma, ma se impaziente? Al 44esimo il tutta vista Galtellì è passato in vantaggio. Tutta vista passato in vantaggio al 44esimo. Minuti regolari sono finiti. Vediamo quanto darà di recupero l'arbitro. Ecco gol, non so perché non gliel'ha dato, comunque 46esimo, un minuto già dato. Rimessa per Porto Torres che deve recuperare. Tutta vista deve fare di tutto per tenere questo risultato, sarebbe molto salutare per la classifica, visto che anche domenica in casa ha perso col Coghinas, una partita che è stata una sorpresa. Già 2 minuti. Giocatore a terra nel tutta vista, si è fatto male. Cambio. Cambio del giocatore infortunato. Vediamo, c'è la rimessa per il Porto Torres. 3 minuti oltre il tempo regolare. 3 minuti oltre il tempo regolare. Ricordo il risultato 2-1 per tutta vista sul Porto Torres.
Già sono trascorsi 9 minuti, 9 minuti. Dal 45esimo, 10 minuti di recupero mi sembra un po' troppo. La partita dovrebbe essere finita, vediamo. Qui ci segna 49 minuti, quasi 50. Dai Melo! Dai Melo, aiutate! Passa dai, anche in nuda. Siamo al 50esimo. E fischia! Lascia lui, lascia lui! Vai, mandala avanti! Azzurro, Subway! Troppo lento il passaggio in possesso del difensore del Porto Torres. Sono sbagli un po' da una parte, un po' dall'altra. La partita deve essere finita, siamo al 51esimo, 51esimo, 10 minuti. Non so cosa stia recuperando quest'arbitro, siamo al 51esimo. Siamo al 51esimo, 10 minuti di recupero, ma quando mai? Non si sono mai visti, anche perché non è successo un bel niente. È finita? Risultato finale 2-1 per il Tutta Vista Caltelli, una vittoria insperata, visto anche gli infortunati che ci aveva. Una vittoria che porta Tutta Vista a 27 punti. Ricordiamo anche. Il rigore c'era, c'era il rigore, 2 metri minimo. Ah, no, non lo so, no, non. È bella quando si vince, sicuramente. Un po' meno per quelli. Più giù però, più giù dovete andare. Dai, un'intervista, dai. Un'intervista, io.
questi i risultati della promozione. Vediamo. A Basanta ha giocato sabato e ha vinto la Macconerese, Alghero 3-3, Bonova 5-0 sulla Lanteri Sassari, però ancora non è finita, Coghinas 3-2 con la Stentino, non è ancora finita, Nurese sta vincendo 3-1 con Siniscola Montalbo, però non è finita, Porto Torres tutta vista 1-2, qui segna che non è finita, invece è finita, Posada 2-1 sulla Vodda, Santa Giusta Calcio 1-4 ha vinto il Loro Santo, il Sennuri 3-2 sul Fonni. Adesso andiamo a vedere la classifica, ecco, vediamo anche la classifica. Allora, tutta vista che altri si porta a 25. A 25, Porto Torres rimane sempre a 21, non ho capito, guarda, la classifica no, ne aveva 20, adesso ne ha 21, non lo so, forse ancora questa non è proprio, vediamo di rifarla, categorie, questi sono i risultati, qui sicuramente non sono aggiornati, questi sono i risultati di tutto campo, vediamo le classifiche. La lista 25 non mi risulta perché ne aveva 20 il Porto Torres, come che abbia pareggiato, sì, ma difatti gli danno come un pareggio. Risultati, allora tutta vista, Marco Lonturi, Baratelle solo sono messo e basta, le altre non ci sono. Togliamo l'audio, qui finisce la partita.